Oggi tutti i giornali, ogni giorno si parla della crisi, ma quando si parla di crisi, di che cosa si parla? Sappiamo bene che da 1972 è il primo rapporto al Club di Roma, viviamo una crisi ecologica, che senza parlare del 68, che viviamo una crisi culturale, che con la controrivoluzione neoliberista di Margaret Thatcher e Donald Reagan conosciamo una crisi sociale e che ora da agosto 2007 c'è una crisi finanziaria con la cosiddetta crisi dei subprimes e dal 15 settembre 2008 con il fallimento di una delle più grandi banche mondiali, la Lehman Brothers, abbiamo una crisi che non è più solo finanziaria e americana, ma economica e mondiale. Ma preferisco parlare di una crisi di civiltà. Siamo arrivati a una svolta nella storia dell'Occidente, un kairos, come dicevano i greci, un momento importante, una svolta importantissima. Che cos'è una società della crescita? È una società che è stata fagocitata da una economia di crescita. Naturalmente c'è sempre no, ma almeno del XII secolo, particolarmente a Venezia, anche a Firenze, a Genova, eccetera. C'era una economia di crescita, ma piccola dentro una società cristiana che aveva una logica totalmente diversa. Ma la società di crescita è una società che è stata fagocitata da una economia di crescita. E l'economia di crescita è un'economia che ha per unica fine la crescita per la crescita. Non si tratta di crescere per soddisfare i bisogni, ciò che sarebbe molto ragionevole, si tratta di crescere per crescere, si deve crescere in un modo illimitato e naturalmente questo non è naturale, è molto difficile di far crescere un organismo così soltanto per crescere e per questo ci vuole tre molle che sono prima la pubblicità che è un elemento essenziale della società della crescita, che ha per funzione di renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo. E per questo che non si può dire che la società della crescita, la società dei consumi, è un affluent society, come diceva Kenneth Galbraith. È una società di frustrazione. Non è una società d'abbondanza, è una società di scarsità e deve essere una società di scarsità e lo sanno bene i pubblicitari che sanno che una società felice consuma poco. Non è interessante per i fabbricanti di gadget una società felice, ci vuole una società infelice che la gente che è frustrata per compensare questa frustrazione compra, anche se non ha il denaro. Allora se non ha il denaro, e questo è la seconda molla, è il debito. È una società effettivamente di debito e tutto è fatto per impulsare la gente a indebitarsi, anche se non ha... E questo negli Stati Uniti è stata impulsata al massimo e ha generato la crisi dei subprimes, che la gente anche disoccupata si è indebitato per comprare la casa e tutto il discorso era con la speculazione immobiliare, valeva la pena di comprare una casa che il valore eccetera e finalmente come una cosa che un bambino come Mattia lo sa bene che gli alberi non crescono fino al cielo
ma gli economisti non lo sanno, gli speculatori non vogliono saperlo e allora hanno pensato che si poteva continuare. No, a un momento il 15 settembre 2000 agosto si è crollato. Ma qual è la soluzione? La soluzione di Mario Monti, di Mario Draghi, di tutti questi? È ricominciare. Non hanno altra soluzione che rilanciare l'economia di casino, l'economia di speculazione. E la terza molla è l'obsolescenza programmata. Se non vogliamo comprare, non abbiamo la scelta, perché abbiamo tutti l'esperienza di questo computer che è bello, ma subito si blocca, si ferma, non funziona più. La crescita è finita e non riprenderà mai. È finita negli anni 70, non si sa esattamente la data, perché è come le stelle morte. Ci sono delle stelle che mandano sempre, riceviamo ancora la luce, ma come si trovano a milioni di anni luce da noi, non sappiamo che sono morti. E allora la crescita è morta probabilmente negli anni 70, a questo momento dove i costi della crescita sono stati superiori ai benefici. Naturalmente è vero che nel dopoguerra c'è stata una crescita, questo è indubitabile, ma dopo gli anni 70 è solo una crescita virtuale. I statistici fanno dire che guadagniamo sempre di più, ma dobbiamo spendere sempre di più per compensare i danni della crescita. È facile da capire perché la crescita al di là di un certo livello crea dei danni, per esempio l'inquinamento lo sono bene perché ogni anno ho delle bronchite. E allora per curare le bronchite devo spendere non per migliorare il mio livello di vita, solo per non per non vivere più male. E così ci sono un sacco di spesi generati dalla crescita e che fa che alla fine guadagniamo un po' di più, ma dobbiamo spendere sempre di più per mantenere un minimo di benessere. La vecchia ricetta keynesiana che andava bene negli anni 30, ma che oggi non è più né possibile né auspicabile. È verificato nell'esempio della Grecia. I greci hanno eletto un partito cosiddetto socialista, il PASOK, con un programma tipicamente socialdemocratico e poi si sono visti imposti una politica, un programma, delle misure ultraliberisti sempre di più. Allora dobbiamo uscire dall'imperialismo della crescita. E allora arriviamo all'Igrodus Ixaltus, che è questo punto, ma come risolvere? Perché il problema principale delle nostre società, della Grecia, dell'Italia, della Francia, il principale problema è la disoccupazione. Questa è la tragedia più forte. Allora, dobbiamo noi partigiani della decrescita affrontare questo problema. Quali sono le nostre soluzioni? Allora, le nostre soluzioni sono basate su 3 piedi. La prima cosa, rilocalizzare. Rilocalizzare, ma che cosa significa rilocalizzare? Significa demondializzare. Andare decisamente contro questo trasloco planetario che è stato negli ultimi decenni un gioco di massacro su scala globale, che i popoli e che questa è la grande vittoria del capitalismo.
generare la guerra tra i poveri del mondo che si fanno la guerra. Allora, quando i poveri del mondo si fanno la guerra, il capitalismo hanno un orgasmo incredibile. Allora dobbiamo demondializzare, e questo significa rilocalizzare, ricreare il tessuto industriale, il tessuto produttivo. Ogni regione deve produrre l'essenziale di ciò di cui ha bisogno. Questo non è un'idea aggressiva, non si tratta di essere aggressivi in fronte ai cinesi, per esempio. Noi abbiamo distrutto l'agricoltura cinese, oggi è una tragedia globale, ci sono 400 milioni di contadini cinesi che sono cacciati dalla terra, è una tragedia incredibile. E sono così perché con la concorrenza sfrenata, che cos'è la concorrenza? Cosiddetta sleale, libera, eccetera. È la guerra di tutti contro tutti. Non vogliamo fare la guerra, vogliamo permettere a tutti di vivere in pace e per questo dobbiamo uscire da questa globalizzazione che è l'imperialismo del mercato. Poi la seconda, allora questo genererà un sacco di posti di lavoro. Poi la seconda cosa è ridurre gli orari di lavoro. Se il lavoro è una merce, tra virgolette, scarsa, allora dobbiamo condividerla. E lo slogan del nostro ex presidente, incredibile, lavorare di più per guadagnare di più, una cosa di un'oscenità incredibile, perché se si lavora di più il risultato anche dal punto di vista dell'economia la più ortodossa è guadagnare di meno, perché se si lavora di più fa aumentare l'offerta del lavoro e come la domanda è bassa, allora il risultato è il crollo del prezzo del lavoro, si è detto del salario, e questo si è verificato. Allora noi diciamo lavorare meno per guadagnare di più, questo è simpatico, ma anche lavorare meno per lavorare tutti, questo è buon senso, un bambino di 5 anni lo capirebbe, ma i nostri responsabili no. Come diceva il grande Marx, non Karl, il più grande di Karl, Groucho, fate venire un bambino di 5 anni, Mattia, vieni qua, e dice, lui può capire che se lavoriamo meno si può lavorare tutti. E poi andiamo ancora avanti, diciamo, lavorare meno per vivere meglio, ritrovare, perché mettere il lavoro come la fine della vita è triste, non è, il lavoro è una necessità probabilmente, ma non è la cosa che, soprattutto questi lavori di merda che si hanno proposti, essere cassiere di un supermercato, non è un modo veramente di vivere bene la vita umana, eccetera. No, allora se per guadagnare la vita si deve fare il cassiere di un supermercato, sì, ma il meno possibile, 5 ore al giorno al massimo, sarebbe meglio ancora 3 ore. Allora ridurre gli orari di lavoro, così per ritrovare le altre dimensioni della vita. E poi il terzo piede è un grande piano di riconversione ecologica dell'attività economica. Allora sull'energia, sviluppare le energie rinnovabili, perché siamo affrontati alla fine del petrolio e questo si sa che creerebbe un sacco di lavoro. Poi la riconversione dell'agricoltura, perché l'agricoltura produttivista non ha futuro, è una tragedia per l'umanità negli prossimi anni,
e naturalmente ritrovare un'agricoltura contadina, un'agricoltura biologica creerebbe milioni di posti di lavoro e la riconversione di tutte le attività che sono delle attività nocive o come la pubblicità, come gli armamenti, come molte cose. Anche la macchina si può riconvertire, non sviluppare, perché ora è incredibile, per rilanciare, per uscire dalla crisi. Che cosa propongono i nostri responsabili? Di rilanciare le attività più inquinanti, più nocive per il pianeta, la macchina e la speculazione immobiliare. Come se in Italia ci sono... gli italiani sono sempre meno, ma la cementificazione del territorio è sempre più forte. Una cosa incredibile, si dovrebbe invece decidere di non più cementificare un metro quadrato e di risolvere i problemi altrimenti. E allora, naturalmente, questa soluzione è più facile di proporla che di realizzarla. Non dico che è una soluzione facile. Allora ora, e concluderò su questo, è diventato di moda di riprendere il famoso discorso di Churchill all'inizio della seconda guerra, che dice, non vi prometto, diceva Churchill agli inglesi, un cammino di fiori, eccetera, ma sudore, lacrime e sangue. Ma sudore, lacrime e il sangue i greci l'hanno già. E noi siamo più o meno su questa strada. Allora non dico che le proposte della decrescita possono risparmiarci sangue, lacrime e sudore, ma almeno alla fine abbiamo la speranza di andare verso una società di prosperità, una società d'abbondanza, frugale, senza crescita. Invece con le proposte della Troika non c'è fine all'incubo del circolo vizioso, deflazionista, di questa autodistruzione delle società europee. Allora penso che siamo al momento, al kairos, alla svolta nella storia, o dobbiamo fare la scelta sia la barbarie sia l'ecosocialismo o che è la decrescita, che è una forma di ecosocialismo. Grazie. Allora, il cosiddetto terzo settore non è una cosa nuova, ha sempre esistito, perché la società termoindustriale ha creato talmente problemi, miseria, eccetera, che c'era il socialismo utopistico, poi le cooperative, allora ora c'è questa economia solidale, eccetera. Se questo partecipa a un movimento per un cambiamento reale della società, sì, può essere è una cosa interessante, ma non si deve pensare, come alcuni lo fanno, il terzo settore come un elemento solo di una società che rimane la società del mercato, la società del capitalista.